Adesso è arrivato il momento della filastrocca morale. Il momento della morale da masticare, la morale da viaggio, quella che non ti fa venire il mal d'aria, e quindi si può masticare, sminuzzare, triturare come con la forza di 20 braccia quasi. Belli spiegate sorrisi, padrini bambini, golosi di vita, di giochi nuovi, colori, corniccia negli occhi, mi impecciali, vita di luce, mi ride cosciente, un sol dito nell'aria si muove giocando col fumo, col niente, col ventre del viso che parla, che allitera il riso, mi viene da ridere, lottare, ridere, lottare e ridere, ridere, lottare, ridere, lottare, ridere. Ridemmo mio fratello, sorpreso dalla conta che cuce mi lasciò che procuro di restare un asinello. Giocavamo studenti gelosa di suoi occhi accesi e sogni come fossero sospesi. Ci dice le bugie, tragedia delle scelte al lume che sospende vita e morte. Ma è dopo un uomo, è un uomo dopo. È dopo un uovo d'uomo, un uomo nuovo, un tuorlo d'uovo. Il problema, come qualsiasi problema di morale, potrebbe non sussistere, eppure la nostra attenzione al prossimo, la nostra capacità di condivisione dell'umana sofferenza che ci spinge a considerare l'opportunità della scelta, e specialmente quando la scelta riguarda il tema della vita. Ebbene, a questo benedetto uovo d'uomo è bene dare alla luce del mondo urbanizzato e civile, o è meglio gustarlo anche fugacemente alla coque, levargli in maniera così indolore la propria possibilità di vivere e renderlo nostro nutrimento? Le frittate di uomini africani sussurrano i propri valori proteici in bocca al capitale e alla decolonizzazione dell'Africa, costretti, nel dispiacere di tutti, a nutrire il nostro sistema digerente con i loro occhi di bue pieni di mosche. Ma è dopo un uovo d'uomo, un uomo nuovo, un tuorlo d'uovo. È dopo un uovo d'uomo, un uomo nuovo, un tuorlo d'uovo. È dopo un uovo d'uomo, un uomo nuovo, un tuorlo d'uovo. È dopo un uovo d'uomo, un uomo nuovo, un tuorlo d'uovo. Non so cosa mangiare, cosa fagocitare, morale dal valore premolare. Se vale fa la conta